Piave bersagliato dai ladri a Falsè, entrano nella canonica del paese rubando 2000 euro. Una guardia giurata non li incrocia per un soffio, la sua testimonianza. Intanto da Valdobbiadene a Fara di Soligo i sindaci si sentono sempre più sotto assedio e scrivono una lettera d'appello a prefetti, questore e carabinieri. Pregiudicato ruba un'auto e non si ferma all'alta dei carabinieri tentando di investire i militari. Inseguimento tra San Polo e Reno, il bandito bloccato poco dopo. Autonomia per la consulta, la legge nella sua interezza non è incostituzionale, ma alcune disposizioni sono illegittime e devono essere sanate dal Parlamento. Parziale vittoria per i lavoratori, la Berco ha ritirato i 480 licenziamenti previsti firmando un accordo al tavolo ministeriale, presenti sindacati ed enti locali. Aggredì con una ventina di coltellate la studentessa universitaria che faceva jogging a Mogliano. La sentenza d'appello bis conferma i 5 anni di reclusione all'aggressore, quindicenne all'epoca dei fatti. Investita da un'auto mentre attraversa la strada sulla riviera di Trieste, gravissima un'anziana di Mogliano sbalzata per una decina di metri. Trovata una soluzione temporanea per i migranti sgomberati alla Piani, la maggior parte andrà alla caserma Serena. Il sindaco, lavoro di squadra, risolta la situazione, ma Treviso sta scoppiando in termini di spazi e risorse. Ad Arcade residenti mobilitati contro il maxi polo logistico, raccolte già 400 firme, porterà un traffico di mezzi pesanti insostenibile per il paese e soprattutto per via Gravoni. Attaccano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, quartiere del Piave bersagliato dai ladri a Falsè. I malviventi sono entrati nella canonica del paese dove vivono 4 inquilini, tra cui un giudice di pace e 2 guardie giurate. Una di loro era in casa al momento della razzia, rubati 2000 euro. La testimonianza: ero armato, mi fossi trovato faccia a faccia con loro, non so come avrei potuto reagire. Io ringrazio Dio che sono arrivato a casa e non me li sono trovati davanti, ero in divisa, non so la reazione mia in quel momento, ringrazio Dio che è andata così, basta. Altrimenti? Altrimenti non lo so. Guardia giurata di professione, il rientro a casa ancora in divisa, il potersi trovare faccia a faccia con i ladri fa scattare il pensiero a come avrebbe potuto reagire, il timore di aver potuto nella rabbia e nella paura imbracciare l'arma d'ordinanza. Il cane che abbaia fortissimo da qualche minuto. Giù c'era il mio coinquilino Giorgio che stava guardando la televisione, a un certo punto ha sentito i cani, qua c'è Zora, soprattutto lei, che abbaiava insistentemente. Sembrava che abbaiassero al vento, invece abbaiavano verso la camera qua. Portati via 2000 euro in contanti custoditi da uno dei 3 inquilini che con Nereo vivono nella canonica di Falsè di Piave. Erano da poco passate le 20:30. Quando sono arrivato mi sono spogliato della veste e della divisa, ho aperto la porta e Zora insisteva in questa zona ad abbaiare. Io ho detto va bene, i ragazzi sanno che sono arrivato, non corre che devi abbaiare. Erano ancora qua, hanno cominciato qua, questo cassetto, poi sono entrati nella stanza del mio coinquilino Michele, praticamente hanno aperto questi cassetti, questi qua, e qua c'era il denaro dove Michele l'ha custodito perché domani doveva andare in ferie. Forzato l'oscuro che chiude la porta della canonica di via Piave che affaccia direttamente sulla strada principale, fuggiti dal retro saltando dalla finestra del secondo piano. C'è anche il vetro, sono scesi qua, là c'era un vaso di fiori, l'hanno buttato a terra, hanno spaccato il vetro e... Sospetti ce ne sono tanti, mi hanno detto oggi i compaesani che hanno visto da 2 giorni una macchina, un'Audi nera ferma davanti al cancello del retro che osservava l'abitazione. Scattata la denuncia ai carabinieri, quello che è certo è che i soldi rubati non torneranno indietro. Hanno agito probabilmente in 3, un palo e 2 agili scassinatori. La fiducia è riposta nelle indagini delle forze dell'ordine, ma resta la rabbia. Penso che siamo stati osservati, sì. Sono entrati in casa mia, hanno violato la mia privacy soprattutto, e in quel momento non so l'embolo come va. Da Valdobbiadene a Fara di Soligo i sindaci dell'Alta Marca si sentono assediati e chiedono alla prefettura maggiore presenza delle forze dell'ordine.
Dei movimenti sospetti, una macchina che si aggira avanti e indietro, un allarme che suona. Strada di Guia, all'imbrunire i ladri sono entrati in un'abitazione e poi fuggiti. Allertati dai rumori, i residenti della via hanno subito chiamato i carabinieri che, nonostante la tempestività, non sono riusciti a intercettare la banda. È la cronaca dell'ennesimo furto nel quartiere del Piave. Si alza la voce dei sindaci esasperati che non sanno come contrastare un fenomeno ormai dilagante. Ci troviamo in difficoltà e anche inermi. Il sindaco si è già mosso sollecitando la prefettura. Nei prossimi giorni lo farà in maniera formale per chiedere una maggiore presenza all'interno di tutta la pedemontana, non solo Valdobbiadene ma tutti i comuni da Segusino fino a Vittorio Veneto si trovano in questa situazione. Solo di qualche giorno fa le immagini delle telecamere di videosorveglianza immortalavano i ladri che entravano e uscivano indisturbati dalle case. Dalle amministrazioni dei comuni dell'Alta Marca si alza un grido d'aiuto a governo e prefettura. La sola polizia locale e le forze messe in campo non sono ad ora sufficienti. Chiediamo l'intervento dei carabinieri che sono già presenti e stanno monitorando il territorio. Purtroppo la sola stazione di Valdobbiadene, Col San Martino, Cison e Vittorio col personale attuale non è sufficiente. Il comune di Valdobbiadene ha installato un portale di lettura targa a tutti gli accessi del paese, di modo che qualsiasi veicolo che entri con targhe sospette, segnalate rubate o d'altro, allerta automaticamente gli uffici competenti, di modo che si possa cercare di avvisare in caso entrino veicoli sospetti. Più controlli e maggior certezza della pena è quello che chiede con un comunicato ufficiale una lettera di appello che somiglia più a uno sfogo, quello del sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Questa ormai è un'emergenza. Qui siamo in mezzo a dei banditi, ormai anche senza scrupoli, nel senso che si fanno anche vedere dalle telecamere nonostante siano comunque bardati con cappellini e maschere, quindi non hanno proprio neanche più nessuna remissione. Il mio vuole essere un appello affinché ci sia una maggior certezza della pena. E non è possibile che queste persone rimangano impunite perennemente. Quindi questa gente, se viene beccata in flagranza di reato, deve condannare e scontare la pena. Volle inseguimento a Mareno di Piave, un'auto poi risultata rubata, non si ferma all'ALT dei carabinieri e fugge, 4 militari feriti. San Polo di Piave, i carabinieri intercettano una Hyundai blu risultata rubata la sera prima a San Biagio di Callalta. Fermano il mezzo imponendogli l'ALT, ma l'uomo alla guida, un 52enne pregiudicato, non si ferma, rischiando di investire uno dei 2 militari in strada. Questi spara ad una delle gomme riuscendo a centrare l'obiettivo. Parte l'inseguimento da San Polo fino a Mareno, lungo via distrettuale, ed è qui che il mezzo viene fermato mentre cerca di fare inversione di marcia per scappare. Si trova di fronte la seconda gazzella dei carabinieri. Scene da film, in destra Piave, siamo a bocca di strada. Dopo l'inseguimento l'uomo è tratto in arresto. Il bilancio è di 4 militari lievemente feriti. Sul posto, oltre ai militari della compagnia di Conegliano, anche il comandante del nucleo operativo di Treviso, il tenente colonnello Stefano Mazzanti, e il nucleo di polizia scientifica che ha svolto i rilievi. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. La politica ora, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie, ma ha considerato illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo, accogliendo quindi parzialmente il ricorso delle regioni Toscana, Puglia, Sardegna. Lo rende noto la stessa Consulta, che continua, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale. Tra le misure ritenute illegittime la possibilità di modificare con decreto interministeriali le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali e la facoltatività piuttosto che la doverosità per le regioni destinatarie della devoluzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà
e unità della Repubblica. Guarda il bicchiere mezzo pieno il governatore Zaia, che commenta: la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge sull'autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso è in linea con la Costituzione. Gli esperti della Regione vigileranno. E dal mondo del lavoro una notizia molto attesa in Veneto come in Emilia-Romagna, ed è una prima parziale vittoria quella dei lavoratori della Berco, che ha ritirato i 480 licenziamenti previsti firmando un accordo al tavolo ministeriale. 2 tavoli di crisi, Veneto e Emilia-Romagna in campo, e un tavolo ministeriale, il secondo, che questa volta ha dato i frutti sperati. Berco ha ritirato i 480 licenziamenti del sito produttivo di Copparo Ferrara dopo aver sospeso i 150 licenziamenti del sito di Castelfranco Veneto. I sindacati da parte loro hanno ritirato il ricorso presentato in sede giudiziaria lo scorso 17 ottobre. È un cappio che si allenta, così ha definito la firma dell'accordo di questa mattina a Roma Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, presente in videocollegamento. Una vittoria dei sindacati per le azioni messe in campo e dei lavoratori che in massa hanno partecipato alla mobilitazione, scrive in una nota la Fiaum CGIL. Per la regione del Veneto presenti l'assessore al lavoro Valeria Mantovan, i rappresentanti dell'unità di crisi aziendale di Veneto Lavoro e della direzione lavoro regionale. Noi ci auspichiamo che in questo lasso di tempo si possa veramente e concretamente addivenire a un percorso condiviso che permetta all'azienda di superare questo momento di difficoltà e ai lavoratori di avere la certezza di non perdere il posto di lavoro. Da parte nostra la Regione Veneto è assolutamente a disposizione. Si apre così una nuova fase di confronto con l'azienda per individuare soluzioni condivise ed assicurare una prospettiva di lungo periodo che mantenga entrambi i siti produttivi. Il Ministero si è detto pronto a sostenere ogni iniziativa di rilancio industriale dell'azienda. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni oggi per il grande gioco di squadra messo in campo. È un piccolo passo in avanti positivo. In attesa del prossimo incontro del 25 di novembre, l'auspicio è che le parti sindacali e l'azienda siano in grado di determinare quell'interesse generale, cioè di tutelare i lavoratori e la continuità dell'azienda stessa. Il dialogo tra azienda e sindacati proseguirà in sede aziendale. Sindacati, regioni, enti locali ed una rappresentanza di Berco torneranno ad incontrarsi a Roma il prossimo 25 novembre. 3 anni fa aggredì con una ventina di coltellate una studentessa universitaria che faceva jogging a Marocco di Mogliano. Oggi pomeriggio la sentenza d'appello bis ha condannato a 5 anni di reclusione l'aggressore, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni. Condanna a 5 anni per il giovane che il 22 marzo del 2021 aggredì a coltellate Marta Novello mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano. Nel pomeriggio la sentenza bis della Corte d'Appello, che riformando parzialmente il primo grado ha confermato l'iniziale condanna di secondo grado a 5 anni di reclusione. Lo scorso settembre il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, era stato giudicato capace di intendere e volere dopo una perizia richiesta dalla Corte di Cassazione, che aveva così rimandato ai giudici minorili veneziani la sentenza di secondo grado con cui si condannava l'aggressore a 5 anni. Le motivazioni dell'appello bis verranno depositate tra 90 giorni. La difesa ne avrà poi altri 60 per valutare l'eventualità di presentare nuovamente ricorso in Cassazione. In caso contrario, la sentenza passerà in giudicato. Attualmente l'aggressore, diventato nel frattempo maggiorenne, si trova in Inghilterra, dove aveva raggiunto la madre, approfittando di un errore nella data della notifica del provvedimento amministrativo che nel luglio del 2022 ne stabiliva il collocamento in una comunità dopo l'anno e mezzo trascorso in carcere. Marta Novello era presente in aula con il suo avvocato Alberto Barbaro e non ha commentato la sentenza con la riservatezza finora sempre mantenuto su una vicenda giudiziaria sulla quale spera di poter mettere la parola fine una volta per tutte. Un'investita da un'auto mentre attraversava la strada è sbalzata per una decina di metri, è accaduto a Barcola sulla riviera di Trieste, gravissima una 77enne di Mogliano Veneto.
È ricoverata in condizioni critiche la 77enne di Mogliano Veneto in provincia di Treviso, investita poco dopo le 13 al bivio di Barcola, Trieste. La donna, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali ed è stata travolta da un'auto, venendo sbalzata a circa 10 metri di distanza sull'asfalto. L'impatto estremamente violento le ha causato un forte trauma cranico e fratture multiple in varie parti del corpo. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari che hanno trovato la donna priva di coscienza. Dopo un primo intervento la vittima è stata intubata direttamente sul luogo dell'incidente e trasferita in codice rosso all'ospedale di Catinara. Alla guida del veicolo, un Opel Corsa, si trovava un 89enne triestina rimasta sotto shock dopo l'accaduto. Anche la conducente del mezzo è stata trasportata in ospedale per verificare le sue condizioni di salute, mentre gli agenti della polizia locale di Trieste hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro che ha paralizzato temporaneamente il traffico sulla riviera triestina. Migranti sgombrati dal park Appiani, trovata una soluzione temporanea per l'accoglienza. 15 alla caserma Serena, 2 alla Casa della Carità, 1 nel dormitorio di via Pasubio. La soluzione provvisoria all'accoglienza dei migranti ospitati nel capannone della Sagra di Santa Maria del Sile dopo la chiusura del Parco Appiani è stata trovata grazie alla collaborazione tra Comune e Caritas, che di fatto hanno anticipato il piano predisposto per l'emergenza freddo. Lo dico chiaramente, noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario perché stiamo parlando di persone, stiamo parlando di ragazzi che vivevano in un parcheggio e che devono essere assolutamente aiutati. È altrettanto vero che il Comune di Treviso sta scoppiando da un punto di vista della disponibilità degli spazi e anche della disponibilità delle risorse, tant'è che nei prossimi giorni cercherò anche un confronto con il prefetto per capire se il governo può mettere a disposizione delle risorse per aiutare il comune a far fronte a questa ennesima emergenza umanitaria. Di certo Treviso si trova di fronte ad un'emergenza sociale perché oltre a queste persone ce ne sono una quarantina in lista d'attesa per l'asilo notturno e lunga è la lista anche di chi spera di poter entrare nella Casa della Carità di via Venier. E se da un lato, spiega Don Bruno Barato, ci sono i migranti ed i senza fissa dimora, dall'altro ci sono anche non poche persone in situazioni di marginalità da accompagnare affinché abbiano prospettive migliori per il futuro, coinvolgendo i comuni, il privato sociale, i datori di lavoro. Noi abbiamo in Casa della Carità persone che avrebbero comunque un minimo di reddito da lavoro sufficiente per trovare almeno una stanza, e però non la trovano. In Veneto da dicembre militari in divisa gratis sui treni per garantire la sicurezza. Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Dal 1 dicembre i militari in servizio in Veneto potranno partire da casa in divisa e recarsi sul luogo di lavoro senza pagare il biglietto del treno. La loro presenza a bordo in divisa dovrebbe da un lato rafforzare la sicurezza percepita dai passeggeri, dall'altro e soprattutto scoraggiare comportamenti scorretti o violenti. Si tratta di personale che sta raggiungendo la sede di servizio e ritorna alla sede di residenza o di domicilio, in quanto tale è praticamente un cittadino in divisa, ma in quel caso cittadino. Quindi le possibilità di intervento ovviamente sono quelle previste nell'ambito di quelle che possono essere attività di una legittima difesa e di concorrere, di supportare un'attività ma come libero cittadino. L'accordo tra Ministero della Difesa, Comando Forze Operative Nord, Regione Veneto, Regionale Veneto di Trenitalia e Infrastrutture Venete vivrà un primo periodo di sperimentazione dal 1 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Ogni 3 mesi verrà attivato un monitoraggio della situazione. I nostri capitreno sono sottoposti ad una formazione estremamente tecnica e anche trasversale per la capacità di saper individuare situazioni critiche. I nostri capitreno, consapevoli del contesto in cui si muovono, sanno che dal 1 dicembre potranno contare anche sull'ausilio e sul supporto delle forze armate. L'adesione dei militari all'iniziativa è facoltativa. Il militare, per poter godere di questo beneficio, deve avere questo modulo da compilare e da fornire al capotreno, quindi prima di salire sul treno. In un secondo momento, come per le forze dell'ordine, avrà utilizzato questa app proprio per facilitare il capotreno a non andarlo a cercare, ma a poterlo chiamare immediatamente e a poter fornire supporto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Porterà un traffico di mezzi pesanti insostenibile per Arcade e via Gravoni. In particolare un gruppo di residenti si è mobilitato contro il polo logistico ed ha già raccolto 400 firme. Siamo preoccupati perché la via attualmente, nonostante i divieti, è percorsa già da diversi mezzi pesanti che giornalmente occupano la strada. Con il polo la situazione non potrà altro che peggiorare, non ci sono al giorno d'oggi nuove strade che possono portare questo traffico pericoloso fuori dal paese e quindi il problema c'è. Hanno già raccolto oltre 400 firme i cittadini di Arcade che si oppongono alla realizzazione del maxi polo logistico in via Gravoni. I paletti che delimitano la zona sono stati posati in questi giorni e rendono l'idea di quanto grande sarà l'area che verrà cementificata, pari quasi a 8 campi da calcio. L'area interessata è di 55.000 a grosso modo metri quadri, 55.000, e l'edificio avrà le dimensioni di 27.000 metri quadri ad uso logistico, un'altezza che va a grosso modo sui 12 metri fino a un limite di 15. Avrà 27 baie di carico per camion con 32 stalli per tir, 32 parcheggi auto per uffici. Quello che allarma i residenti è la grande mole di traffico pesante che si riverserà sulla viabilità del paese, già in difficoltà dopo l'apertura del vicino casello della Pedemontana, con tutte le conseguenze per l'inquinamento e l'incolumità di pedoni e ciclisti. A sostenere l'opposizione al progetto e la raccolta firme anche Legambiente. Qua si va a stravolgere completamente la vita di questo centro. I cittadini non sono d'accordo sulla cosa qua. Adesso noi li stiamo informando e vediamo che al sabato c'è la fila per firmare, quindi faremo sicuramente, continueremo a dare una mano a questo comitato che è fatto tra l'altro di giovani e quindi è importante che noi appoggiamo i giovani assolutamente. Opere pubbliche, a Villorba un piano biennale per riqualificare la città e gli impianti sportivi, investimenti per 18 milioni di euro. 2 anni di opere pubbliche, 30 cantieri in corso, diamo continuità a quelli già iniziati per poi arrivare al 2026 per completare l'opera di 18 milioni investiti nel territorio del nostro comune. Un piano di lavori pubblici che sfiora i 20 milioni di euro, quello messo in atto dal comune di Villorba. 30 gli interventi tra opere concluse e quelle in fase di avvio, trasporto, scuole e viabilità. Piazza Domoro è un cantiere che vale circa 950.000 euro, la nuova piazza verrà riqualificata con, come si vede, con percorsi interni alla piazza e tutto l'arredo urbano, compresa tutta la circolazione veicolare. Un nuovo campo da basket al polo sportivo di Carità, la ristrutturazione dell'edificio ex Pastro a fianco al municipio per la nuova sede del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana e spazio ad associazioni, il rifacimento della pista di atletica a fianco al Palaverde e la nuova pista ciclabile in via Libertà per collegare il centro di Carità con la stazione ferroviaria. Considerando il triennio 2024, 25 e 26, dunque si prevedono 18 milioni di investimenti con ben 33 opere pubbliche. Verranno celebrati sabato alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Pezzan di Carbonera i funerali di Odino Marcon, scomparso martedì a 82 anni. Era amico e storico collaboratore di Mario Del Monaco e dopo la scomparsa del grande tenore, anima instancabile di iniziative per onorarne la memoria. Aveva collezionato per tutta la vita ricordi e registrazioni dell'artista, pubblicando anche un libro dedicato a Del Monaco. Odino Marcon lascia la moglie Afra ed i figli Mario, Alberto, Paolo e Giorgia. Campagna anti-influenzale, aumentano le richieste di vaccinazione nelle farmacie. Quest'anno vediamo un aumento delle richieste, continuano a essere ben frequenti le richieste, tutti i giorni vacciniamo diverse persone, c'è un trend di crescita e sicuramente anche un po' questi allarmismi sull'australiana
hanno favorito, ecco, da parte della popolazione l'adesione alla campagna vaccinale. Quindi siamo molto molto contenti, sia nei giovani che negli anziani. Ad oltre un mese dall'avvio in Veneto della campagna antinfluenzale sono sempre più i cittadini che si rivolgono alla farmacia per sottoporsi all'inoculazione e quest'anno rispetto agli altri anni si registra un incremento di richieste ai farmacisti tra il 20 e il 30%. Ricordo a tutti che per poter fare il vaccino in farmacia bisogna già averlo sostenuto precedentemente, non può essere una prima vaccinazione fatta in farmacia. Farmacisti che da qualche anno affiancano i medici di base nella campagna per il vaccino antinfluenzale e parallelamente anche per quello anti-Covid. In questo caso le richieste sono al momento inferiori. La speranza nostra di noi farmacisti è quella di arrivare prima o poi ad avere anche un vaccino anti-Covid in monosomministrazione, perché questo faciliterebbe le operazioni da parte del farmacista. Adesso il farmacista sconfeziona un vaccino antinfluenzale, lo inocula alla persona che lo richiede e vi completa l'operazione. Purtroppo per i vaccini anti-Covid ci sono ancora delle somministrazioni multiple da fare in sessione, perché sono delle multidosi e questo ovviamente interrompe un pochettino l'attività lavorativa e rende tutto più complesso. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Albergo di Selva di Cadore rifiuta la prenotazione ad un gruppo di turisti israeliani in quanto responsabili di genocidio e scoppia la bufera mediatica e politica. La vicenda, resa nota dal sito della comunità ebraica di Milano Bet Magazine Mosaico, purtroppo è confermata, ci dice al telefono Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, che si dissocia totalmente dall'atto e dalla persona che l'ha compiuto. Quel che è successo era chiuso in questo messaggio di risposta che Patrick Ongaro, titolare dell'omonimo Garnia Selva di Cadore, ha inviato nella pagina delle prenotazioni a un gruppo di potenziali clienti interessati a soggiornare nella struttura circondata dalle Dolomiti. Informiamo che gli israeliani, quali responsabili di genocidio, non sono clienti ben accetti nella nostra struttura, pertanto, viene aggiunto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione sarete felici di farlo e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita. Il tempo di un battito d'ali che nel paese e nel mondo si è scatenato un uragano. I24 News, sito di informazione francese, è fra i primi a ribattere la notizia dell'ANSA e a cascata il caso dell'albergatore di Selva di Cadore ha conquistato le prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali. La condanna è unanime, contattata, risponde con amarezza l'ex prima cittadina di Selva, Silvia Cestaro. Io mi dissocio completamente da quanto è stato detto dalla struttura in questione e del gestore, perché non fa parte né della mia persona e tantomeno del modo di agire di chi abita, opera in Selva di Cadore nella provincia di Belluno. Turbato e allibito perché il Veneto non è questo, scrive il presidente della regione Luca Zaia. Un grave episodio di razzismo per il senatore e segretario veneto Dem Andrea Martella. La cultura dell'accoglienza non tollera simili comportamenti, riferisce il presidente della provincia Roberto Padrin. Il telefono di Patrick Ongaro risulta irraggiungibile, ma tramite social il titolare del Garni fa sapere di essere stato minacciato da un ente israeliano non ben definito per essersi rifiutato di accogliere turisti israeliani. La cosa non mi spaventa e dimostra che se tutti facciamo qualcosa nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, scrive. A fare la differenza saranno a stretto giro le contromisure che domani potrebbero essere assunte da Federalberghi Veneto. Nel nostro marchio, spiega De Cassan, c'è scritto l'ospitalità italiana, sottinteso a chiunque, a prescindere da dove uno venga. Non è quello il modo di accogliere, al di là di quello che è il pensiero personale, c'è anche modo e modo di rispondere e soprattutto un'attenzione comunque alle persone. A Selva di Cadore, poco meno di 500 abitanti, la comunità ebraica è presente e non ci sono mai stati problemi, dice Cestaro. Resta sullo sfondo ma presente e documentato l'orrore per ciò che sta accadendo da oltre un anno in Medio Oriente. Non si deve giudicare una persona solo perché appartiene a un popolo, questo è forse un po' quello che si può dire tirando le somme di tutto quello che è avvenuto. Certamente la situazione tra Israele e Palestina è una situazione molto molto delicata, personalmente quello che posso dire è che forse bisognava fare un passo verso il riconoscimento della Palestina un po' di tempo fa e provare ad accompagnarli verso un percorso di convivenza più serena.
La cronaca, ispezioni dei carabinieri del NAS nelle mense scolastiche del Bellunese. Su 15 ispezioni sono state riscontrate irregolarità in 6 strutture. Quasi il 50% delle mense scolastiche ispezionate dai carabinieri del NAS di Treviso in provincia di Belluno non sono a norma. È il dato che emerge dal primo bilancio dei militari del nucleo antisofisticazione del comando trevigiano, che ha la competenza territoriale anche in provincia di Belluno. I blitz dei militari sono iniziati quasi in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico su tutto il territorio nazionale per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Nel Bellunese sono state effettuate 15 ispezioni. In 6 strutture è stato riscontrato il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. All'ULSS Dolomiti sono state segnalate 7 persone per inadeguatezze igienico-strutturali. Complessivamente le sanzioni amministrative sono state 7. Una situazione incresciosa che rispecchia l'andamento della gestione delle mense a livello nazionale. In una mensa su 4 le irregolarità hanno riguardato la presenza di umidità, muffe, la presenza di insetti ed escrementi di roditori. In generale le sanzioni sono state comminate per la non rispondenza dei requisiti previsti dai capitolati d'appalto, la mancata tracciabilità degli alimenti, oltre all'omissione della presenza di eventuali allergeni, essenziale per prevenire eventuali reazioni allergiche, specialmente nei soggetti più fragili. Ispettorato del lavoro Spisalina e i carabinieri forestali lavoreranno insieme per affrontare i servizi ispettivi su sicurezza, regolarità e legalità nei cantieri boschivi. È una delle azioni scaturita dal tavolo provinciale convocato in prefettura su iniziativa delle categorie di CGIL, CISL e UIL, che avevano sollecitato interventi mirati dopo i numerosi infortuni, alcuni mortali, nei cantieri boschivi in provincia di Belluno. Tra le novità anche l'istituzione di una centrale unica di comunicazione delle segnalazioni delle organizzazioni sindacali e il coordinamento con le unioni montane, quindi dei sindaci del territorio, per ottenere in tempo reale notizie sull'avvio nei rispettivi territori di cantieri boschivi. Cortina ha fatto da apripista a livello nazionale lo scorso febbraio e da lì in poi tanti comuni italiani hanno accolto con favore la sottoscrizione della Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport. A Belluno il documento è stato sottoscritto oggi a Palazzo Rosso con il Soroptimis e l'Associazione Nazionale Atlete, che della Carta Etica sono promotrici, perché anche nello sport c'è la necessità di costituire una nuova narrazione di genere, perché il divario è presente e non solo in tema di salari. Cambiare passo per superare gli stereotipi, l'imperativo alla base della Carta Etica, che in 9 articoli fissa i punti per salvaguardare accesso e pratica sportiva delle donne e delle bambine. Un impegno che comincerà a dipanare il suo filo rosso sul campo il prossimo 22 novembre alle 18 in Sala Bianchi con il convegno Donne, Sport e Parità di Genere. A Palazzo Fulcis si è aperta la mostra Il filo rosso tra Arrigo e Leonor, nel centenario della scomparsa di Eleonora Duse, un progetto espositivo dal respiro nazionale ed internazionale proposto dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese in collaborazione con la Fondazione Cini ed il supporto di Regione, Camera di Commercio e dei comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi. Storie per immagini, fotografie, lettere, testi teatrali e 2 preziosi abiti di scena dal valore inestimabile. Parte dei tesori custoditi dalla Fondazione Cini di Venezia, che conserva il maggior archivio di Eleonora Duse, il più importante al mondo, da oggi in mostra al terzo piano del Museo Fulcis di Belluno. Il filo rosso tra Arrigo e Leonor, il titolo dell'esposizione, che svela nell'intimità il decennale connubio artistico e sentimentale fra la Divina e Arrigo Boito, librettista e compositore nato a Polpetta di Ponte nelle Alpi. Abbiamo pensato di dividere il percorso in 2 sale. Nella prima ricostruire i primi contatti intercorsi fra Eleonora Duse e Arrigo Boito, con questo focus molto interessante sulla città di Venezia, che è sempre stato per loro un luogo del sogno, un luogo dell'amore. Mentre nella seconda sala abbiamo voluto fare un affondo in quella che è stata la relazione professionale, quindi in particolare l'allestimento di Antonio e Cleopatra di William Shakespeare, che Arrigo Boito ha tradotto e adattato per Eleonora
Eleonora Duse e che costituisce uno dei capitoli più interessanti della biografia dusiana. È stato il presidente del Circolo Cultura e Stampa bellunese Luigino Boito a piantare il seme della cultura con la C maiuscola 2 anni fa, a promuovere il progetto grazie alla collaborazione preziosa della Fondazione Cini di Venezia, che così perpetua il suo ruolo di divulgatore. Questa funzione di divulgatori almeno noi come Istituto per il Teatro e il Melodramma l'abbiamo sempre pensata come qualcosa di attivo. Credo che il ruolo del divulgatore sia proprio quello, cioè quello di dare il giusto taglio, la giusta impostazione a queste figure perché vengano conosciute nella loro reale funzione, e questo deriva dai documenti. Un patrimonio culturale unico esposto da oggi al 6 gennaio al Museo Fulcis di Belluno, orgoglio e prestigio per la nostra città, ha detto l'assessore alla cultura Raffaele Addamiano, che con la collega del comune di Ponte nelle Alpi Francesca Bortoluzzi hanno sostenuto la mostra e gli eventi ad essa collegati e che sono condivisi con i comuni di Treviso, Vittorio Veneto e Zero Branco. Il contributo fondamentale al progetto dedicato a Duse e Boito arriva dalla Camera di Commercio di Belluno Treviso, perché l'economia è anche cultura, ha detto il presidente Mario Pozza, che ha elogiato la capacità del Circolo Cultura e Stampa di saper cogliere la necessità di far crescere il territorio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.